Di cosa si tratta? La sede dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto ritorna in città. Sono trascorsi 13 anni dal 2 luglio 2005, quando il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto si trasferì dalla sede della Comunità Montana di via Vittorio Emanuele ai locali della Società Autostrade nella frazione di Nove. Una sede piccola e lontana a quasi un quarto d'ora dal centro vittoriese. Con la nuova sede di via Pascoli, operativa dalle 20 di questa sera, i vantaggi saranno molteplici. Sì, questa sera alle ore 20 prenderemo servizio qui in via Pascoli e H24 verrà garantito il soccorso tecnico urgente alla comunità vittoriese e a tutti i comuni del comprensorio del distaccamento di Vittorio Veneto. Per il trasferimento nella nuova sede anche il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon ha espresso grande soddisfazione. Abbiamo di nuovo in centro città un distaccamento, direi coi fiocchi, perché la nuova struttura è davvero straordinariamente accogliente per questa importantissima funzione che hanno i vigili del fuoco. E in città ci si sente anche più sicuri. Indubbiamente, perché avere un distaccamento davvero posto in un luogo facilmente raggiungibile e dal quale è facilmente raggiungibile quasi qualsiasi ambito della città e del comprensorio fa sentire i cittadini sicuramente più garantiti nella loro sicurezza. A data ancora da definirsi sarà prevista l'inaugurazione ufficiale della sede, alla presenza delle diverse autorità, oltre che dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Fai partire anche l'autoscala da Conegliano?